Ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, schiedo pure il baccalà, che forma e sa la nostra. Eccoci qui, un nuovo appuntamento con Briscia in tavola. Lei saluta. Allora, perché non devo salutare? Devi salutare giustamente il nostro numerosissimo pubblico, vi vogliamo bene, così come vogliamo bene anche al ristorante Nuovo Inizio in via Conicchio 45, che ci ha passato tutte le ricette che stiamo raccontando in questa edizione. Sono proprio bravi e sono cucinate molto bene, molto meglio di come le racconti tu, ovviamente. No. Vabbè, oggi ci sono le lumache in umido con spinaci, tipica anche un po' di questa stagione, un po' invernale, certo. No? Gli spinaci, le lumache. A te piacciono le lumache? Non particolarmente, Vabbè, però le cucino. E noi la raccontiamo. Allora, gli ingredienti ovviamente ci dovranno essere delle lumache, nostrane possibilmente, degli spinaci, foglia dell'olio extravergine di oliva, del boter, che è il botto, e della polvere di dado. Sì, lo sai che i titolari del ristorante vanno a raccogliere le lumache in primavera perché sono fresche, nostrane, loro. Che c'è da guardare? Che vuoi? Il biset, che sei te? Cosa? Il biset. Ma che è? Ma il sa mio cosa è il biset? Ma devi fare la ricetta, fai sta ricetta. Ma che bontà! E che caspita Federica, mi metti in difficoltà con sta parola. Come ti chiami, scusa? Giambattista. Giambattista, tu lo capisci il dialetto? Abbastanza, Il dai. biset, che caspita è il biset, cos'è? Oh, Buset. Sì, Buset. No? Non ho mai sentito. Manco Buset. io. Il buco, un buco. Sì, ecco qua. Bucherellino. Un bucherellino, però dice, la camicia, sta cosa. Che è un buset, no? È un biset. Esatto, nella camicia c'è un bucherellino, giusto? Sì, bisogna farlo riparare. Esatto, da porti in camiceria ce ne sono, anche in Franciacorta, pieno di camicerie. Sì, perché tu sei a Franciacorta. Sì, esatto. Passo in centro. Per lavoro comunque. Per lavoro, vabbè. Biset per noi è il buco. A Federica se te va bene così. Grazie, ciao. Ciao Carlo, grazie a te. Da rammendare il buchino da qualche parte. L'asolo! Dove va dentro il butù? Asola fuori provincia. Asola, provincia di Mantova. Oppure occhiello. Fiore all'occhiello. Ti faccio l'occhiello, guarda che sto a fare l'occhiello. Dai. Guarda, sta bene così, contenta? Finalmente. Guarda che pulpito viene la predica. No, da qui, che mi sgualcisci. Allora, andiamo avanti. Le lumache. Mettiamo in una pentola le nostre lumache per sbollentarle in una casseruola. Stuferemo le spinaci. Una volta stufate le spinaci, cuoceremo il tutto insieme per una ventina di minuti circa, salando a piacere. Salando. Sì. Serviremo tutto in un piatto. Sì. E precisiamo che le lumache, Già detto, l'ha raccolto i titolari del ristorante Nuovo Inizio. La raccolgo 2 volte all'inizio della ricetta. Perché sono bravi. Basta, abbiamo finito. Basta, tutto questa buono. è finita, spinaci, detto tutto. Tutto, vabbè. Basta. Mi viene a sbadigliare, ma mi sono trattenuto. Guarda come ti rispetto per il tuo lavoro. Guarda che roba. Un lelo. Alla prossima, cari. Ciao. Grazie. Buon appetito all'Italia che fa così cosa, ma intanto va. Buon appetito all'Italia com'è. Non so com'è